Sono solo due finora le candidature certe alla carica di primo cittadino di Agrigento. L'ambientalista Giuseppe Arnone, che si è autocandidato dopo l'insanabile rottura con il Partito Democratico di Agrigento della leader Angelo Capodicasa, ed il sindaco uscente dell'UDC Marco Zambuto, che avrebbe l'appoggio dell'API di Nuccio Cusumano. Il terzo polo, ed in particolare Futuro e Libertà ed MPA, non sono con Zambuto, ma puntano invece ad un'alleanza con il Partito Democratico, come afferma il parlamentare nazionale Angelo Capodicasa. Come sta il PD agrigentino? Mi pare in ottima salute, sta lavorando per fare le liste, per comporre un'alleanza che sia vincente alle comunali, nell'intento di offrire al vaglio del voto delle figure di candidatura a sindaco che siano all'altezza di reggere il peso oneroso, abbastanza oneroso, che oggi significa andare ad amministrare la cosa pubblica. Ad Agrigento dunque un continuo rincorrersi di riunioni a destra e a manca tra i partiti in vista del voto di primavera. Nel frattempo il coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà Lillo Miccichè lancia un ultimo appello al PD di Agrigento, invitandolo a lasciare il terzo polo per unire le forze e battere coloro che hanno malgovernato la città dei templi, afferma Miccichè. Ma il Partito Democratico sembra ormai deciso agli apparentamenti, con la volontà di confermare il modello politico che governa la regione siciliana. Se dovesse saltare l'accordo, allora il PD avrà un suo candidato ed il suo nome potrebbe uscire fuori dalle primarie. Noi siamo come partito molto legati a questo metodo di selezione delle candidature. Naturalmente, se la cosa riguardasse solo il Partito Democratico, io direi senz'altro sì, faremo le primarie, perché ho il Partito Democratico o anche i partiti del centro-sinistra. Nel caso in cui, come ad Agrigento, abbiamo un tavolo aperto con i partiti del terzo polo, hanno una cultura diversa, una tradizione diversa, e dobbiamo concordare con loro le modalità di selezione della candidatura. Se non saranno d'accordo non potremo essere noi da soli a fare le primarie.